Vorrei dire alcune parole sulla recente sentenza del Tribunale di Treviso, di cui è stata data menzione sulla stampa locale la settimana scorsa. Si tratta di una sentenza corposa, 24 pagine, che affronta temi interessanti per noi risparmiatori. Affronta un tema che è stato fondamentale per la sorte delle banche popolari venete, quello delle operazioni baciate, le cosiddette operazioni baciate dirette, quelle operazioni attraverso le quali la banca finanziava l'acquisto delle proprie azioni. Il Tribunale di Treviso correttamente ha ritenuto quell'operazione un'operazione non conforme all'ordinamento, condannando la banca alla restituzione di quanto versato in più. Il passaggio interessante di quella sentenza e positivo per i risparmiatori, ancorché estremamente logico, è che a dover restituire parte di quanto ricevuto è Banca Intesa, perché ha ricevuto del denaro in forza di un contratto radicalmente nulla. Però quella sentenza non è una sentenza totalmente positiva per i risparmiatori, anzi tutt'altro, perché il giudice di Treviso ha argomentato sostenendo la liceità e la coerenza costituzionale del decreto legge 99/2017 e del conseguente contratto stipulato fra le banche popolari e Banca Intesa, in forza dei quali atti Banca Intesa è esonerata da ogni responsabilità nei confronti dei creditori delle banche e quindi anche dei noi risparmiatori azionisti che avanziamo pretese nei confronti di Banca Intesa. Quindi non è una buona sentenza per i risparmiatori. La questione delle baciate è una questione complessa e estremamente controversa, perché non ci sono solo le baciate dirette, quelle su cui ha deciso il Tribunale di Treviso, ma c'è un settore delle operazioni baciate, quelle che io amo definire baciate indirette, che è estremamente interessante dal punto di vista giuridico, ma fa soffrire anche tantissime persone, perché sono moltissimi risparmiatori i quali sono esposti alla pretesa creditoria di Banca Intesa o di SGA, ora AMCO. Che cosa sono le baciate indirette? Le baciate indirette sono quelle operazioni che si sviluppano nel seguente modo. Un azionista delle banche popolari, nella necessità di avere denaro per proprie esigenze, dava ordine alla banca di vendere totalmente o parzialmente il proprio pacchetto azionario e la banca proponeva un'operazione, ovverosia: fintanto che non abbiamo perfezionato la vendita delle azioni, io ti do un anticipo di cassa corrispondente alla somma per la quale tu mi ordini di vendere le azioni. In pratica vi è la vendita che viene in qualche maniera perfezionata in forma indiretta. Queste baciate indirette hanno poi avuto la nefasta conseguenza che, perso il valore delle azioni, il risparmiatore si è trovato a non avere più le azioni, le quali oggi non valgono più nulla, ma a trovarsi col debito nei confronti della banca. Tanti sono coloro che, avendo necessità di denaro, hanno accettato il finanziamento della banca come pagamento anticipato ed oggi si ritrovano debitori nei confronti o di SGA AMCO, ma molto di più e molto più spesso nei confronti di Banca Intesa. Banca Intesa chiede a questi risparmiatori tassi di interesse che vanno dal 18 al 22-23%, mettendo nella disperazione le persone, perché voi immaginate come si trova una persona che si vede recapitare a casa una raccomandata e poi un'altra a cadenza trimestrale da parte di Banca Intesa che gli dice: ti informiamo che sul tuo debito di 200-300 mila euro maturano interessi del 20%. Molte di quelle persone, ogni volta che ricevono la raccomandata, gli si ferma il cuore. Allora è un problema molto importante sul quale spesso, tante volte, ancora oggi, io voglio stimolare l'attenzione della politica, perché è insensato delegare sempre alla magistratura la soluzione dei problemi. La vicenda delle banche popolari è stata maltrattata sin dall'inizio, è stata affrontata con scarsa professionalità e con poco impegno. Oggi è necessario ancora una volta l'intervento della politica, anzi non ancora una volta, ma veramente sul serio l'intervento della politica per risolvere il problema delle operazioni sia baciate, dirette che indirette. È assurdo impegnare la magistratura quando con una legge di poche righe si potrebbero risolvere le questioni.
Con l'occasione, oltre ad esortare la politica ad intervenire, voglio invitare anche tutti i risparmiatori, voglio far loro memoria, di affrettarsi nel presentare la domanda di accesso al fondo indennizzo risparmiatori, cioè a quella legge che come risparmiatori siamo riusciti ad ottenere, perché la scadenza del termine è vicina. Risparmiatori, affrettatevi a fare la domanda, altrimenti sarà persa anche questa piccola somma che il governo restituirà, forse.